Oggi presentiamo il primo progetto dell'era moderna per la ripresa dell'attività di produzione del solfato di potassio nella miniera di Realmonte. Italca ha sempre pensato che il suo avvenire e l'avvenire del comparto minerario, di gran parte del comparto minerario siciliano, fosse e stesse nella ripresa dell'attività del solfato di potassio. Il CIPE ha dichiarato più volte di interesse nazionale la produzione di questo bene che solo la Sicilia produce, i cui giacimenti sono solo qua. Nel 1995 è stato chiuso illegittimamente e 1600 dipendenti passarono al Resais. Oggi noi riprendiamo il percorso, o proviamo a riprendere il percorso, per la nuova storia di Italca. Abbiamo affidato questi progetti al meglio dell'ingegneria mondiale, abbiamo avuto una grande attenzione anche agli aspetti naturambientali, tutto ciò che viene prima. Ecco. Il nostro percorso è stato fatto dalla società Italcali, partecipata allora dalla Regione, col consenso della Regione, che aveva un solo problema, che non poteva partecipare ad un finanziamento autonomo. D'altra parte Italca, come voi sapete, è una società sana, ha affrontato con le sue risorse interne le spese necessarie. Oggi siamo qua ad una svolta importantissima, la presentazione del progetto. Spero che vi rendiate conto come in un momento di formidabile crisi, soprattutto per la provincia di Agrigento, ma non solo per questa possa essere una svolta, una nuova storia che ricomincia più di 70 anni dopo. Siamo alla presentazione del progetto esecutivo della fabbrica di lavorazione della cainita del Realmonte e la sottolineatura che facciamo è un invito alla Regione di decidere la politica che intende seguire. Il processo di impianto industriale che oggi presenta la società SB Setec di Siracusa utilizza, dopo attenta verifica, i risultati di tutto il lavoro svolto per realizzare la produzione del solfato di potassio impiegando la cainite della miniera di Realmonte, con un processo originale e caratterizzato dall'assenza di qualsiasi rischio di nocività e da elevata compatibilità ambientale. Il processo che sarà illustrato costituisce il nucleo essenziale di un investimento che prevede di costituire in Sicilia, nel perimetro della miniera di Realmonte, la produzione italiana di solfato di potassio, come primo stadio di un più ampio processo di valorizzazione di tutti i sali che compongono la cainite minerale. L'investimento, nelle dimensioni e nei risultati, riproduce il compendio di Pasquasia, aggiornandolo in maniera sostanziale alla tecnologia ed associando anche la coproduzione di cloruro di sodio iperpuro. L'iniziativa tocca interessi diffusi che non si esauriscono nella nuova occupazione di 300 lavoratori interni e dei numerosi addetti alle imprese di servizio. La sua attuazione ambisce a ripristinare una produzione annoverata dal CIPE tra quelle di preminente interesse nazionale e di collocare l'Italia nel ristretto numero di produttori ed esportatori mondiali di solfato di potassio. È quindi condizione di essenziale realizzabilità del programma che esso risponda a direttive esplicite della politica industriale dell'autorità regionale e a comportamenti coerenti dei dipartimenti ai quali spetta di attuarla nei tempi strettamente necessari. Ormai cessato il ruolo di socio, la Regione nella sua responsabilità istituzionale è chiamata a manifestare i propri intendimenti attraverso lo strumento della programmazione negoziale. SB Setec lavora nell'ambito del petrolio, il cosiddetto oil and gas, il polo petrolchimico, chimico, farmaceutico e per ultimo ha anche avviato attività di ingegneria ambientale. L'organizzazione è formata da oltre 160 fra tecnici ed ingegneri e copriamo una vasta gamma di attività sempre nell'ambito dell'impiantistica. Forniamo servizi di ingegneria multidisciplinare, vale a dire gestiamo le attività dal punto di vista meccanico, dal punto di vista edile, elettrico, automazione, apparecchiature e macchine, l'intero processo di vita di un impianto. Facciamo il project management per la costruzione degli impianti, quindi la gestione del progetto, ci occupiamo di pianificazione e programmazione sia per la costruzione di nuovi impianti sia per le grandi fermate di manutenzione degli impianti stessi.
ci occupiamo di fornire le stime di costo dei lavori che verranno effettuati, facciamo procurement, quindi acquisto di materiali e lavoro sia per conto proprio che per conto di terzi, e in questo settore curiamo anche l'expediting, quindi il rispetto dei tempi di consegna e l'ispezione visile presso i fornitori. Ci occupiamo quindi di costruzione, direzione e supervisione dei lavori, coordinamento per la sicurezza con i nostri tecnici, pre-commissioning e commissioning degli impianti e infine l'ingegneria ambientale con studi di impatti ambientali e ingegneria per la bonifica di siti contaminati.